programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI. TGR, giornale radio della Lombardia. Arancione scuro per la provincia di Como, la città di Cremona e diverse decine di altri comuni lombardi, in questi scuole chiuse tranne gli asili nido. Aperta un'inchiesta sulla festa di sabato sera alla Darsena di Milano finita in rissa. Tra gli organizzatori identificati ci sono esponenti dell'area antagonista. Testa, tappeto e vaccini a docenti e personale è quanto chiedono gli universitari lombardi, con un appello alle istituzioni per poter tornare in sicurezza nelle aule. 7:18 di martedì 2 marzo, Sant'Agnese, dallo studio R1 della sede RAI di Corso Sempione a Milano, prima edizione del Gazzettino Padano, giornale radio della Lombardia. Buongiorno da Fabio Maritano, con la regia tecnica di Bianca Maria Bezzeccheri e Giulio Grassia. Subito la viabilità con le notizie di Radio Traffic, Dario De Simone. Una buona giornata, ben ritrovati. Subito segnaliamo code per incidente che coinvolge un mezzo pesante sulla Rivoltana all'altezza di Trucazzano, code più lunghe verso Milano causa traffico intenso per gli spostamenti verso i grandi centri urbani. Sulla A4 Milano-Venezia code per lavori tra Sirmione e Brescia Est in direzione Milano e per un altro cantiere incolonnamenti verso Milano anche tra Trezzo e Tem. È tutto, una buona giornata. Dalle strade al cielo, con le previsioni del tempo, dal Centro Geofisico Prealpino di Varese, Simone Scapin. A tutti buongiorno. Persistono condizioni di instabilità dovute alla presenza di un robusto anticiclone sull'Europa che andrà però indebolendosi nella seconda metà della settimana per la discesa di una saccatura da nord. Il tempo di oggi sarà dunque ben soleggiato con solo qualche velatura in transito. Fresco di primo mattino ma in giornata temperature gradevoli, valori massimi attesi da 15 a 18 gradi. Mite anche in montagna con zero termico e rialzo attorno a 2500 metri di quota. Proseguirà tempo simile domani e le temperature senza variazioni rilevanti. Giovedì ancora sole e qualche nuvola passeggera soprattutto in serata, senza però precipitazione. La tendenza venerdì dapprima in parte soleggiato con graduale aumento della nuvolosità che porterà qualche goccia dal pomeriggio e fiocchi in montagna oltre 1200 metri. Sabato molte nuvole accompagnate da alcune precipitazioni che interesseranno in particolare la fascia prealpina. Più fresco e sulla pianura a tratti ventilato da est. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Il Gazzettino Padano. 3 nuove ordinanze del presidente della regione Fontana, arancione rafforzato per la provincia di Como, la città di Cremona e decine di altri comuni in diverse province. Nei comuni interessati scuole chiuse tranne gli asili nido. Misure restrittive da fascia arancione rafforzato per Como e provincia da mercoledì 3 al 10 marzo. Lo stesso per Cremona e per una cinquantina di comuni fra Cremonese, Mantovano, Pavese e anche nell'Interland di Milano, con i comuni fra gli altri di Melzo e Liscate. Chiuse tutte le scuole, i nidi stavolta però possono stare aperti. Altra settimana d'arancione rafforzato per Brescia e provincia, più gli altri comuni della Bergamasca. Mede, Vigiù e Bollate escono dalla fascia rossa, ma restano comunque in arancione rafforzata dal 4 all'11 marzo. A stabilirlo 3 distinte ordinanze firmate nella serata di ieri dal presidente della regione Fontana dopo l'analisi dell'andamento dei contagi. Fondamentale arginare i focolai, tanto più che da ieri Lombardia è alle prese con le limitazioni da zona arancione. Spostamenti fuori comune vietati, solo asporto per bar e ristoranti. 2135 nuovi positivi nell'ultimo bollettino, il 10,3% dei tamponi, 42 decessi, ricoveri in aumento. I dati più alti nel milanese e nel bresciano, nessun contagio invece in provincia di Sondrio. Donatella Negri, TGR Lombardia. E la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulla festa di sabato sera alla Darsena, finita in rissa. Tra gli organizzatori identificati ci sono esponenti dell'area antagonista milanese.
Non un assembramento casuale, ma un atto di disobbedienza organizzato con musica e alcolici, sfociato poi in una rissa nel tentativo di scontrarsi con le forze dell'ordine. Sui fatti di sabato sera in Darsena la Procura di Milano ha aperto un fascicolo, mentre Carabinieri ed Igos hanno identificato molti dei partecipanti. Nei filmati sono stati riconosciuti i personaggi dell'area antagonista ed eversiva che si erano dati appuntamento nel tardo pomeriggio in piazza 24 maggio per una manifestazione di sostegno all'ex terrorista greco Dimitris Kofountinas. Qualcuno ha portato musica e casse e così a loro si sono uniti molti giovani per ballare, ovviamente senza mascherine. La situazione è degenerata con tafferugli tra i vari gruppetti e lance di bottiglie anche contro le forze dell'ordine. I carabinieri, che presidiavano l'area, hanno cercato di contenere la situazione, evitando cariche. Di quanto successo si parlerà mercoledì in prefettura nel Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, ha spiegato la vice sindaco di Milano Anna Scavuzzo in Consiglio Comunale, ricordando che sabato erano schierati fra parchi e mercati 400 agenti di polizia locale. Ed è polemica per un'altra festa con musica e balli e centinaia di partecipanti, sempre sabato pomeriggio per l'inaugurazione di un nuovo locale allo Scalo Lambrate. Tra i presenti ci sarebbe stata anche la soubrette Belen. Alberto Ambrogi, TGR Lombardia. Test a tappeto e vaccini a docenti e personale è quanto chiedono gli universitari lombardi con un appello alle istituzioni per poter tornare in sicurezza nelle aule. In attesa che gli studenti vengano vaccinati è necessario un piano di diagnostica che farebbe del bene a tutto il sistema di contenimento della pandemia. Le voci sono quelle dei rappresentanti degli universitari lombardi, 60 in tutto. Hanno lanciato Futuro Aperto, un appello alle istituzioni per poter tornare a studiare in sicurezza nelle aule. Proposte concrete, test a tappeto e vaccini a docenti e personale delle università, ma non solo. Come rappresentanti degli studenti chiediamo che le università, che già dispongono di dipartimenti di medicina, possano mettere a disposizione il proprio personale medico per la campagna vaccinale. È importante adesso però creare un monitoraggio costante di chi sarà vaccinato per poter tentare di ritornare presto sui banchi all'università. Intanto la campagna vaccinale per docenti e personale amministrativo in Bicocca partirà questa settimana dopo un accordo fra Regione e coordinamento dei rettori delle università lombarde che coinvolge 14 atenei. Nelle scorse settimane la sola Bicocca aveva raccolto quasi 2000 richieste. Valentina Fizzotti, TGR Lombardia. E a proposito di vaccinazioni anti-Covid, è stata potenziata la struttura dell'ospedale militare di Baggio a Milano. Attualmente vengono vaccinate 650 persone al giorno, raddoppieranno dal 4 marzo. Ho cercato di fare una specie di comparazione, ammesso che sia possibile, ma non è possibile, con la guerra. Ma se non altro la guerra era chiara, questa è una vigliaccata di queste del virus, è come uno che sta sempre all'angolo con fuori un occhio a spiare. Ugo Balzari, 99 anni, si è appena vaccinato contro quello che descrive come un nemico invisibile per questo più subdolo. Quasi 11.000 tra sanitari e over 80, le persone vaccinate come lui nell'ospedale militare di Baggio, in collaborazione con l'azienda sanitaria Santi Paolo e Carlo. 650 dosi al giorno che da giovedì raddoppieranno con l'attivazione di un secondo padiglione. A visitare il centro per incontrare medici e infermieri delle forze armate impegnati nella campagna anti-Covid, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, che li ha ringraziati non solo per l'impegno in Lombardia, la sua regione, ma in tutta Italia, e ha annunciato che la Difesa è pronta a rimodulare l'attività dei suoi drive-thru per i tamponi, 28 in Lombardia. Sentiamolo. Siamo pronti per integrare tale attività anche con l'attività di somministrazione vaccinale. La sfida delle vaccinazioni è una sfida fondamentale che il Paese deve vincere e io credo che per poterla vincere il nostro lavoro, il vostro lavoro sarà ancora essenziale. L'eventuale trasformazione avverrà in base alle richieste degli enti locali, ma all'ospedale militare di Baggio la sperimentazione è già in atto per le persone con mobilità ridotta. Sara Grattoggi, TGR Lombardia. E siamo arrivati al momento della consueta rassegna stampa a cura oggi di Silvia Zerilli. Cremona richiude, zona arancione rinforzata da domani in città in 9 paesi, altri 46 contagiati in nuova stretta, ma dall'8 marzo inizieranno le vaccinazioni di massa dalla provincia di Cremona. Dalla provincia pavese, arancione scuro, 13 comuni pavesi. Dalla provincia di Como, gli studenti a casa, la regione mette tutta la provincia in zona arancione rafforzata e intanto caos vaccini, 400 degli 800 anziani non hanno ricevuto l'SMS. Dal giornale Milano, ospedale militare raddoppia le dosi a Baggio, ora si passa da 650 a 1300 vaccinazioni al giorno.
Cosa c'è in primo piano sull'Eco di Bergamo? Ce ne parla Alberto Ceresoli, direttore del quotidiano. In prima pagina sull'Eco di Bergamo di oggi ampio spazio al Covid, risale l'onda dei ricoveri, tanto che l'unità di crisi dell'ospedale Papa Giovanni ha deciso di ridurre nuovamente le attività non Covid, penalizzate in particolare le chirurgie che scenderanno di circa il 70% sull'attività. Problemi anche a Chiuduno per le vaccinazioni, un disallineamento tra le agende fornite a Regione Lombardia e l'Agenzia Aria. Si sono presentati soltanto 200 dei 500 over 80 attesi per le vaccinazioni. Una notizia curiosa è bergamasco l'ingegnere che fa volare Luna Rossa, e poi non può mancare l'Atalanta che non prende gol da 40 giorni. Grazie ad Alberto Ceresoli, direttore dell'Eco di Bergamo. Ora gli altri titoli. Dal Corriere della Sera Milano, Novax indagato, istigava a compiere azioni a Sanremo, sequestrati dalla Digos cellulari e computer, bloccati gli account, incitava a bruciare le mascherine. Dal Giorno Milano, Baby Gang, l'unica regola è la violenza, ci vediamo a San Siro, sventata, rissa tra 30 ragazzini, e in via Orefici aggressioni 10 contro 1. In primo piano anche il rave in Darsena, 12 denunciati e scintille in consiglio comunale, bocciate le mozioni contro Sale Scavuzzo, decorato e esposto in procura. Dall'Avvenire, crisi di Malpensa, la SEA, il governo chiude Linate. Dal Sole 24 Ore, industria in Lombardia, la meccanica fa da traino al rilancio. L'inizio del 2021 è più tonico, in particolare per la filiera meccanica. Dalla Prealpina, Casciago, Frana al Ponte del Diavolo, notata dagli escursionisti, subito un sopralluogo. Dalla Repubblica Milano, Fashion Week, ultimo giorno, la moda va in teatro, l'omaggio a Milano degli stilisti. In prima pagina sul giornale di Brescia, Sanremo, Comacose e Renga, subito in gara stasera il via con le ali ospite, domani è sempre più il Festival dei Bresciani. Dalla Gazzetta dello Sport, Ibra, canta che ti passa, niente Milan per 20 giorni, e da oggi è mattatore al Festival, giovedì Zlatan duetterà con Sinisa. Finisce così questa prima edizione del Gazzettino Padano, prossimo appuntamento alle 12:10, ma vi ricordo che l'informazione regionale è anche su Rai 3 con il telegiornale regionale alle 14. Buona giornata a tutti. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio della Lombardia.